Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta che quest'oggi parla di arte e di teatro. Nella seconda parte sarà con noi Carmelo Lino Trovato che ha una mostra che si intitola Mondi Astrali, se non mi sbaglio in una delle sale del Magazzino 26, laddove per quanto riguarda il teatro questa mattina è stata presentata ufficialmente il cartellone di Restate in Armonia 2025, siamo in compagnia del Duo Meraviglia, cioè di Paolo Dal Fogo che è il presidente e di Sabrina Censchi-Goia che è la, aspetta, vediamo come dell'organizzazione ufficio stampa. Ma dipende dalle situazioni. Già, è vero, è multitasking. Esatto. È multitasking. Qui, oggi come oggi sei come responsabile organizzazione. Allora, stamattina è stato presentato appunto questo cartellone che parte fra l'altro già sabato. Diciamo che la formula è 6+1, dopo spieghiamo anche perché c'è questo +1, tutti gli spettacoli si terranno a un sabato, non attaccati, sono 2 sabati al mese da qui al 9 di agosto. Si comincia appunto il giorno 14 con Sold Out, che è quel testo che ha un titolo che penso vi sarete pentiti del titolo probabilmente. E già alla prima ci sono stati degli amici degli interpreti che hanno detto no al Sold Out, no invece. Ma avete poi fatto le rimostranze con chi ha scelto il titolo? Sì, che avrete incaricato lei o la naturalmente. No, lei. Abbiamo cominciato nei comunicati stampa sui social a dire per il momento è solo il titolo, così però facciamolo diventare reale questo Sold Out della Compagnia dei Giovani. Come avete scelto i 6 titoli? Perché spieghiamo che si tratta di 6 spettacoli che sono stati rappresentati nel corso della scorsa della stagione che è appena finita qualche settimana fa. Sì. E come li avete scelti i 6? Ma un po' diciamo innanzitutto la disponibilità delle compagnie, che d'estate non sempre c'è questa grande disponibilità fra ferie, problemi di famiglia, di lavoro e varie cose. E anche quelli effettivamente che magari hanno riscosso un po' più di simpatia, ma sì, possiamo anche dire di successo nei confronti del pubblico. Sono spettacoli praticamente tutti divertenti, perché la scelta estiva è divertente, dunque questa è stata un po' la scelta. Fra l'altro non so se l'hai detto, ma il Teatrino Basaglia è sempre nella nostra nuova sede, non l'abbiamo detto, la versione estiva, cioè il retro del teatro, che abbiamo già ripetuto più volte, che il palco è lo stesso, ma in realtà con dei portelloni giganteschi dietro il palco si apre e dà lo sfogo. Io non l'ho mai visto, ogni volta io devo venire. È buona occasione per venire. Umberto, perché Umberto, lo so. Questa volta ti veniamo a prendere. Lo so. Allora, gli spettacoli sono dunque Sold Out, Meglio Soli il 21 di giugno, poi sabato 12 luglio Tutto può succedere, sabato 19 luglio Cule Camisa, il 2 agosto Non è successo niente e il 9 agosto Contemo se la giusta. Questi sono i titoli, i 6 titoli i 6 titoli di Armonia. E poi ci vediamo anche delle immagini proprio di Sold Out in questo caso. Questi sono proprio gli spettacoli che Soli, tutta la punta. Poi c'è lo spettacolo in più per certi il famoso 6+1, che è il +1, che andrà in scena il giorno 26 luglio, anche qua sempre un sabato. In questo caso sarà di ingresso gratuito e c'è una motivazione, perché diciamo che è uno dei spettacoli finalisti del Gran Premio FITA del Friuli Venezia Giulia Memorial Aldo Presotto, che era il presidente della FITA per tantissimi anni e che è scomparso da poco, dunque la FITA regionale, ma tutti noi abbiamo deciso di intitolare a lui questo memorial. È in realtà una mini stagione, in realtà estiva, ma itinerante in questo caso per la prima volta. Ah sì, ho capito. Perché noi ospitiamo una commedia di una compagnia di Magnago, dunque la provincia di Pordenone, e le altre... Teatro delle Piramidi si chiama. Teatro delle Piramidi, sì. Un incantevole aprile, questo è il titolo del lavoro, e ogni provincia ospiterà
a sua volta un'altra provincia, in realtà noi come Altre Trieste, due altre due province, noi come Trieste e Gorizia, e in realtà Trieste perché i finalisti siamo la Compagnia dell'Armonia con Emilio e la Compagnia del Totti con Tutto può succedere, faremo il 4 di luglio Emilio a Maniago e poi il 20 di settembre Tutto può succedere lo faremo ad Udine. Quindi c'è questo tour. Esatto, una cosa tra l'altro un itinerante. incantevole aprile, c'era anche un film, tra l'altro, credo con Vanessa Redgrave, ma su questo... Interessante. Una commedia elegante. No, sbaglio, non era con Vanessa Redgrave, ma comunque qualcosa commedia, mi quindi dice... americana, giusto Sabina? Maggie Tu che lei Smith, Sì, poi una l'hai commedia vista. americana, Sabina l'ha vista ambientata anche, negli anni 20, molto elegante, Molto elegante. anche molto divertente, ma con uno humor. Ma credo che nel film ci fosse Maggie Smith, il che darebbe, come dire, anche un tono appunto divertente, elegante, ironico, Sì, no, pungente. veramente cioè. una commedia da vedere. Diciamo che le finaliste, non ricordo tutti i titoli dei nostri finalisti, sono sei, però questa che ospitiamo è un gran piacere ospitare. Allora, questa mattina, prima che venisse presentata la stagione, fra l'altro c'era anche il nuovo presidente della FITA che ci ha spiegato Franco Segatto, che cosa Tra l'altro Franco Segatto anima da sempre, assieme ad Aldo Presot, sia della FITA regionale che della FITA WILT, ricordiamo vicepresidente il nostro Riccardo Fortuna, però Franco Segatto è sempre stata una presenza costante nell'organizzazione, nella promozione del teatro regionale. Sembra giovane. Sì. Però sembra giovane. Da sempre. Un caro amico davvero. Ricordo, anch'io sono giovane. Tutti siamo giovani. Tutti sono molto giovani. Finché uno non cade dalla scala. Diversamente giovani. Sì. No, sono giovane. Finché uno non casca dalla scala mentre cerca di attaccare le tende, tutti siamo giovani. No, invece volevo dire, credo che vi abbiano fatto piacere le parole dell'assessore ai teatri e vice sindaco che insomma dice che le interpreto io, ma insomma l'Armonia è certamente con gli spettacoli dell'Armonia ci si diverte, con gli spettacoli dell'Armonia si passano ore piacevoli, però l'Armonia è anche un presidio culturale per quanto riguarda il dialetto e per quanto riguarda appunto anche l'arte di stare in scena, insomma, quindi credo che vi abbia fatto piacere. Molto. La Serena Tonelli è sempre molto vicina a noi, ci segue da subito, dal primo giorno del suo appunto assessorato e ci dà veramente una mano, ma ci dà anche lo sprono per migliorare e per proseguire su questa strada, perché queste parole non sono banali. No. Sono proprio, lei ha parlato di lingua addirittura questa mattina. Sì, lingua. Mi è piaciuta questa cosa, la lingua, la nostra lingua, è vero, in realtà La è la lingua nostra del lingua. cuore. La lingua del cuore, la lingua dell'anima, la lingua che si parla in casa, la lingua della città, insomma, del territorio. Questa particolarità che poche città hanno, tra l'altro, dove si parla in dialetto senza... Dappertutto, anche negli uffici pubblici, da sempre, appunto, è sempre eccetera. Questo per certi aspetti, non voglio dire che sia un problema, per certi aspetti può essere straniante nei confronti di chi viene da fuori, però questo parecchi è... amici appunto di da fuori, ma qua parlano tutti in italiano, non ho capito ma cosa ha detto, e poi magari glielo traduci e poi si divertono anche a sentire questo Io suono. ricorderò sempre l'aneddoto di mia cognata che arriva insomma, da Bari e in autobus. Occhio signora che picca la cottola. Vabbè, qua è un dramma. Forse solo Siora avrà capito. Occhio signora che picca la cottola. E se l'è voluta ricordare, poi mi ha chiesto, ma cosa vuoi dire? E già questa, se no, la gonna, la cottola, sì, grazie. Insomma, si era scucito l'orlo della gonna, no? Occhio signora che picca la cottola. Il battesimo del fuoco. Però... Tra l'altro, questo lo dico spesso perché, insomma, poi anche uno con l'età si fissa su certe robe, però noi abbiamo questo aggettivo
che io, che devo dire la verità, comincio ad utilizzare, che è intraducibile per certi versi, che è coccolo. Cioè spiega tu come traduci, perché coccolo significa simpatico. Ma non solo, no? Ma non è solo, proprio corretto. Perché Sì, poi sì. mi ricorderò sempre, è anche appellare uno coccolo significa anche sminuirlo un poco, no? Cioè coccolo, oppure che coccolo, Ma che e coccolo? poi ancora Dipende. peggio, e poi ancora peggio, che magari in alcuni casi dice, com'era sto film? Coccolino, Coccolino. che questo Coccolo, poi sì. è, quello significa... No, non andare a vederlo perché è meglio. Ecco, Se stai a casa. per certi potrò utilizzare questa cosa, sì. quindi insomma, sono state, penso, parole che vi abbiano fatto Sì, piacere. decisamente. Queste... Fra l'altro, durante l'appuntamento al Politeama Rossetti dello scorso 23 maggio per il nostro quarantennale con Emilio della Compagnia dell'Armonia, abbiamo avuto 2 riconoscimenti inaspettati, uno dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per mano dell'assessore Roberti, che è intervenuto all'inizio della serata, e poi anche da parte del Comune di Trieste, perciò c'era la Serena Tonelli, vice sindaco, assessore ai teatri, che ci hanno riconosciuto proprio come enti un ringraziamento per quello che facciamo, per il dialetto, per la città, per il teatro, perciò abbiamo avuto questi 2 riconoscimenti che ci hanno fatto Però adesso piacere. sarebbe anche che vi diano il sigillo. Ma già in occasione o ve l'hanno del dato già? trentennale. Sì. Se lo aveva preso da Parmigiani, per la casa sua. In ufficio. Ah, ho capito. No, in ufficio. Cioè. Che forte. Allora, mi rendo conto Ciao, Monica. di avere i calzini di colore differente. In TV Non se n'era accorto Ma non sono di nessuno. però, nuovi lo vedo io, ma insomma, vabbè. Che tra l'altro è un segnale. Non sa Umberto che abbiamo fatto anche le elezioni, abbiamo fatto il rinnovo del consiglio direttivo. Non sapevo. Questa novità dell'altra settimana, e mi hanno riconfermato anche perché Chi altro presidente, capito? Abbiamo riconfermato anche Monica Parmegiani come vicepresidente, abbiamo aggiunto un nuovo vicepresidente. Lei era alle urne, però lei era ai seggi. Faceva lo spoglio. Poi abbiamo un secondo vicepresidente, cosa da qualche anno non c'era, avevamo solo la Monica, invece abbiamo nominato Chino Turco come vicepresidente. E dunque, anche perché c'è sempre più da fare, onestamente. Quanto dura? Lo sai? 3 anni. 3 anni. 3 anni. E poi c'è stata riconferma della carica, diciamo più che carica, dell'incarico a direttore artistico Riccardo Fortuna. Riccardo Fortuna, ok. E perciò diciamo... tutto lo staff che aiuta anche al di là del consiglio direttivo, che sono parecchie persone. Allora, io adesso temo a chiedere, perché si può dire che Restanti in Armonia chiude la stagione 24-25? Sapevo che non dovevo fare la domanda. Non chiudiamo mai. Diciamo che sono stati 2 o 3 settimane senza comunicati stampa. Per il resto l'incubo continua. Sono l'incubo delle redazioni. Se tutti gli incubi fossero come gli uffici stampa dei teatri, nessuno di noi prenderebbe sonniferi, insomma. Perché prossimo mercoledì, come abbiamo annunciato in conferenza stampa, faremo un'altra conferenza stampa per presentare mercoledì, il 18 alle ore 10 saremo di nuovo in municipio, in Sala Giunta, per un appuntamento congiunto anche con il Comune di Duino-Aurisina. Ci sarà l'assessore Ban per presentare quello che è il nostro Festival Internazionale Aveninchi, Teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, l'edizione estate 2025, che inizierà, come già annunciato in quel del Comune di Duino-Aurisina, che inizierà il 21 di giugno nell'ambito delle manifestazioni come Sere d'estate appunto al Comune di Duino-Aurisina, DNA, Festival Internazionale delle Arti. Sabato 21 giugno ci saranno le proposte teatrali con la commedia divertente Cule Camisa da Barilegre di
Ami Ami, una commedia francese, un film dalla quale hanno tratto questa commedia, adattata per la regia di Alessandra Privilegi. E il 22 avremo invece la Comunità degli Italiani, esattamente Giuseppe Tartini di Pirano, e il loro gruppo filodrammatico, che presenteranno Confini nostrani con e senza propusione. Non avevo letto prima. È uno spettacolo brillante, liberamente tratto dai testi di Ruggero Paghi, Mare Nostrum e Cos'ha da dichiarare. Cos'ha da dichiarare è una frase che esatto. Se solo te la ricordi significa che hai un po' più di anni. È già la proposita, no? Sì. Qualcuno non saprà, invece noi sappiamo. Regia di Samantha Cobal, una serata divertente con gli amici striani per ricordare anche Ruggero Paghi. Ingresso gratuito, Borgo San Mauro, Sistiana, ci sarà un palco fra l'altro nuovo quest'anno con degli accorgimenti particolari, so che sarà un palco coperto e questa manifestazione, noi siamo 20 anni che andiamo a Duina Aurisina a presentare il festival estivo. Qui a Trieste 2, nell'ambito di Trieste Estate. Perché poi c'è l'appendice triestina. Tra l'altro vedo che... Non dire, tu hai, ma non dare i titoli. Volevo solo candidarmi, nel senso che ove nello spettacolo inaugurale della parte triestina qualcuno dovesse avere problemi con un ruolo, io lo so a memoria. Bene, vediamo se accettiamo via mail se dovesse esserci dei problemi, io quel ruolo lo conosco a memoria, per cui posso interpretarlo anche con come dire, sottolineature diverse. Quindi sì, basta parlare con me per capire di che ruolo si tratta. Basta chiedere agli amici miei per capire di che ruolo si tratta, è più corretto. Quindi insomma praticamente non finì mai. No. Esatto, perciò 21 e 22 giugno saremo a Borgo San Mauro, Sistiana, ingresso gratuito, questi due appuntamenti, primi due appuntamenti del Festival Ameninchi estivo, e poi a Trieste Estate al Giardino del Museo Sartorio, possiamo dirlo, dal 26 al 29 di luglio, 4 serate con l'armonia. Sempre Sveleremo i titoli, l'Aveninchi a ingresso gratuito, sveleremo i titoli prossima settimana. Mercoledì, quindi me lo posso tenere per mercoledì. Insomma. E poi quando ci inviterai di nuovo. Ma quando finalmente verrà a vederci anche, no? Perché questa... No, al Basaglia, guarda, sì, dai. Dovresti. Dovresti. Anche perché non hai mantenuto la non so, non volevo infierire. Però quella sera ero veramente non potevi, vabbè. Ero veramente infatti, quando ho visto la Parmigiani l'altro giorno in un ristorante, ho detto adesso la Medise di tutto, poi prima di avvicinarmi avevano già finito di pranzare, quindi non aveva né coltelli né forchette, quindi sono passato a salutarla. No, però te lo sto dicendo io, perciò però tu sei armata sono di carissima. Carta, quindi per il momento posso stare tranquillo. Laddove mi pare di capire, cioè, questa è una domanda seria, nel senso, quando stabilite i cartelloni, eccetera, le compagnie sanno che poi possono essere richiamate in servizio. Certo, assolutamente fa parte del gioco d'armonia, perché si abbiamo sa varie chat WhatsApp, una si chiama Rassegne Extra Stagione, dove vengono messe le richieste. E ci arrivano richieste chiaramente. Andremo per esempio all'Arena del Castello di Torre a Pordenone, saremo a Sacile, saremo a Sagrado, al Castello di Monda, siamo già stati a Monfalcone, torneremo a Rovigo, a Canda in provincia di Rovigo, e altre compagnie ancora, delle uscite, perciò le attività. Questo è quello che facciamo a Trieste, chiaramente. Poi come sempre stiamo già organizzando, vedendo organizzare Staranzano. Avremo sabato un incontro con la comunità di Staranzano, e proprio in occasione loro. Questo sempre per l'estate o anche per la prossima stagione? Che desumo sia pronta, che presenterete a settembre. L'abbiamo definita praticamente ieri.
che ieri date, abbiamo titoli, steso il cartellone. Con un po' di fatica quest'anno perché per incastrare, Ti vogliono un mese. incastrare sempre tutto non è semplicissimo. Sì, no, ma posso Ogni capire. compagnia. E poi divento antipatica. Com'è? Divento antipatica. Io le lascio fare perché Ha voluto la bicicletta e adesso deve pedalare. No, invece, allora, siccome poi dopo, molto spesso anche parlando con i miei amici, poi dopo io anche vivo di quello che mi raccontano gli ospiti, eccetera. Allora io sto raccontando un po' a tutti quello che mi avevi raccontato tempo fa di Virnalisi. Sì. Quella vicenda che ti aveva visto. Ah sì, l'hai ecco. raccontata. Sì, proprio perché... Hai avuto successo? Sì, ma dicono, ma poi, il bello è che tutti quanti dicevano, ma conoscendo il tipo c'era da aspettarsi che fosse così professionale sì. e così esigente con gli altri, perché era una che era esigente con se stessa. Hai altri aneddoti con altri personaggi così? Ma ricordiamo il così perché lei ha curato per parecchio tempo. Perché mamma e papà per 30, 40, non lo so neanche più quanti, si sono occupati del casting a Trieste ancora, prima che nascesse Film Commission, poi hanno collaborato con Film Tutto Commission. quello che passava a Trieste passava sotto la famiglia. Perciò io ne ho sentite tante, ne ho vissute altre, insomma. Ma c'è qualcosa che sia raccontabile? Perché, sì, beh, insomma... No, so che tua mamma ce l'aveva con un attore... sì, ma non diciamo. Si può dire. Non si può dire. Potessimo dirlo. Potessimo dirlo. Ma invece Mastroianni, quando vennero a girare 20 anni dopo, ero presente anche io in Piazza Unità. Sì, c'erano gli autobus che prendevano. Gli autobus, c'è le cose, arrivò il momento della pausa, cestini, come al solito era all'aperto, perciò nella zona più ombreggiata, panche, tavolazzi, proprio, e fila per il cestino. Mastroianni in fila con gli altri e non era più un ragazzino ed era Mastroianni che aveva già una carriera. Sì, 85 quindi... E mi ricordo che qualcuno gli disse, beh ma no, loro lavorano come me, anzi fisicamente pure più, perciò io mi metto in fila e questa è la professionalità, l'eleganza, l'intelligenza. Molti dicono, tra l'altro, che proprio in questi momenti viene fuori molto di determinato. Allora, in altri poi dopo torno, ma per esempio questo mi ricordava il fatto che per esempio uno che mangiava sempre con la troupe, qui si parla di Hollywood, era John Wayne, che stava sempre con i cascatori, gli elettricisti, eccetera, e stabiliva all'interno della troupe una serie di rapporti camerateschi, eccetera, che poi facevano sì che tutti quanti fossero contenti di girare con lui, perché c'era questo rispetto. Kirk Douglas invece, che aveva poi anche delle velleità, era uno che si preparava per la parte, eccetera, mangiava da solo. E quando girò un film dove lui e John Wayne erano i protagonisti, si rese conto di come la troupe trattasse meglio, come si chiama, John Wayne, perché e allora da quel momento in poi anche lui ha incominciato a mangiare con la troupe. Invece c'ho un aneddoto che poi sa la memoria, per La sconosciuta e il tornatore, in merito al dialetto. Cioè Claudia Gerini, che faceva la moglie di Favino, aveva questa... Non voleva cadere nella pronuncia veneta, no? Sì. Allora un giorno mi disse, tu sei di Trieste, vero? Sì. Ma hai 10 minuti, sarei impegnatissima, però prego. No, se puoi solo leggermi il copione, però lasciando perdere la pronuncia, la dizione. Leggilo, tu parli dialetto, guarda, tutti parlano dialetto, ecco, vedi? No, vieni. M'ha portato, siamo andati nel suo camper,
e ha voluto che li giusto per avere quella per leggera... avere un'idea, no, di come poteva essere non proprio veneto, no? Anche se non era Lì poi non era ambientato, però, non era specificato, però sì. Allora dopo ha riletto lei e insomma c'è stato questo scambio. Ma i tuoi non avevano fatto, vabbè dopo magari, i tuoi non avevano fatto con la Collins quando venne all'inizio degli anni, alla fine degli anni 60? Oppure non me lo ricordo, no, è molto... Parliamo di fine anni 70 per mamma e papà. Ah, ho capito, no, quello era il 70. decennio precedente per questo film. Forse avevano partecipato, ma sì, non però come, non... no. Allora, torniamo ad occuparci di armonia. Dicevamo che il Restate in armonia è al teatro Basaglia. Tutti gli spettacoli, non l'ho detto, tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. E anche importante anche il biglietto d'ingresso a 9 euro. Abbiamo lasciato il biglietto veramente popolare per tutti. Prevendita al ticket point, in caso di maltempo lo spettacolo si fa all'interno, dentro. Perciò non c'è problema. Non si perde niente. E si fa alle 21 perché... il tramonto. E poi anche perché se si fa fuori, nei primi 2 o 3 spettacoli, il buio arriva... Il puntamento delle luci è un bel problema. Gli ultimi 10 minuti. Esatto. Sì, credo che staranno a scusare. Qual è la differenza? Questo non ho mai capito, perché logicamente il grande... quali sono, mettiamolo così, al di là del meteo, i problemi per recitare all'aperto, quali delle luci, gli eventuali rumori che arrivano da fuori, che arrivano esterni, perché ti arrivano comunque. E organizzativamente devi creare uno spazio. Devi essere spesso microfonati o con i microfoni a terra spesso, perché altrimenti lo spazio all'aperto perde il suono, chiaramente, ma soprattutto i rumori esterni possono dar fastidio, cosa che raramente succede al Basaglia, essendo una zona molto isolata, è protetta da questo. Però questa storia che, ripeto, io non ho mai capito bene dei rumori, delle casse acustiche naturali che vengono a crearsi, eccetera. L'altro giorno eravamo al Silos per l'allestimento del tendone del Cirque du Soleil, ed era la zona esterna. La zona esterna era piena di container, di mezzi, eccetera, e quando noi parlavamo, diciamo così, all'interno di questa zona venutasi a creare dal posizionamento del tutto arbitrario dei container, c'era un ritorno, no? C'era un ritorno audio, diciamo così, naturale. Un ritorno naturale della voce, che mi ha fatto capire che basta probabilmente poco per cambiare proprio la percezione. Ma i rumori esterni sono più dovuti da passa l'autobus, passa la moto, certo. E ti porta via quel momento che magari è importante nella commedia, che è un po' fastidioso, però insomma, per questo almeno noi scegliamo testi abbastanza divertenti che non siano troppo impegnati. Chiudo con un altro aneddoto, lo faccio il più veloce possibile. Questo riguarda addirittura Katharine Hepburn, che quando recitava a teatro in America in un musical che si chiamava Coco, dedicato a Coco Chanel, nelle matinée, nel momento esatto in cui lei attaccava un numero musicale particolarmente drammatico, fatto di pause, a teatro si sentiva da fuori, perché i teatri americani sono anche molto piccoli delle volte, si sentiva da fuori che si lavorava per costruire un edificio vicino a questo teatro. Allora lei andò a parlamentare, solo l'idea, lei andò a parlamentare con il capo cantiere con gli orari, dicendogli: guardate, fatemi questa cortesia, vi chiedo se per 10 minuti da quest'ora a quest'ora voi poteste fermarvi un attimo, ad un segnale credo forse del portinaio del teatro, poi smettete e ricominciate. Hanno fatto così, e per tutta la durata dello spettacolo, in questi 10 minuti, lei faceva arrivare
per questi qua, pasticcini, tè, un bel- bibite, in modo da ringraziare, è una roba della molto, gentilezza. molto beh, Bello. lì sì, poi bellissimo. vai a dire di no, è peso da parmigiani. Allora, ricordatevi questi Ma noi non ti abbiamo mai detto nulla di Monica. ho capito io da solo. La prossima volta Ricordatevi, vengo con la parmigiani, dai. ti faccio Aia! ricordatevi gli appuntamenti con Restate in Armonia, 6 a partire dal 14 giugno fino al 9 agosto, 2 sabati al mese, e poi il 26 di luglio questo spettacolo che fa parte del Gran Premio FITA FVG, che si intitola Un incantevole aprile e arriva da Magnago. La prossima settimana Armonia presenta il Festival Aveninchi. Grazie, buona Grazie, estate, Umberto. buon lavoro, perché Buon ormai lavoro, mi un pare po' che di qua ferie si faranno. non so quando potrò dirvi buone ferie, e comunque complimenti anche per quello che fate. Ci Grazie. vediamo dopo la pubblicità, parliamo stavolta di arte. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, parliamo d'arte, lo facciamo assieme a Carmelo Nino Trovato, che espone la propria mostra Mondi Astrali alla Sala Nathan del Magazzino 26 fino al 3 di agosto. Grazie per essere venuto nei nostri studi. Intanto io sempre mi chiedo, prima di parlare della mostra di per sé, come si allestisce una mostra? Cioè l'autore dei dipinti ha voce in capitolo? Come funziona? Perché è una roba che mi incuriosisce, se devo essere Ma sincero. dipende, nel senso che questa mostra è stata un poco complicata da allestire. Intanto ringrazio subito l'assessore Giorgio Rossi del Comune di Trieste per aver proposto lui questa mostra. E ringrazio Francesco Slokovic della Fondazione Casali che hanno sponsorizzato e mi seguono da ormai anni. E devo ringraziare in particolar modo Marco Lorenzetti, gallerista della MLZ, che si è sobbarcato tutto il carico, devo dire, dell'organizzazione della mostra. Io ero in un periodo un poco complicato, per cui se non ci fosse stato lui sarebbe stato veramente molto difficile allestire la mostra. Ha scelto lui i quadri dell'antologica, Okay. ha aiutato ad allestire, quindi c'è stato proprio un lavoro suo veramente da sottolineare. Tu hai lasciato a lui questo compito? Sì, per fortuna c'è stato lui che veramente ha dato una grande mano, perché io ero veramente un po' in difficoltà. Poi questa mostra nasce nel 2017 addirittura, perché, come saprai, io ero molto amico di Philippe Daverio, Sì. e lui aveva presentato 3 mie personali, e l'ultima era a Palazzo Gobčević nel 2017 appunto. Poi ci ritrovammo nel mio studio, che a lui piaceva molto perché nel Colle di Scorcola, quindi gli piaceva vedere la città dall'alto, e mi disse: ma Nino, tu con quello che fai con questi quadri, perché non ti ispiri a questo libro? E mi citò un libro che io già conoscevo, ma da nome impronunciabile, e cioè lo Hypneromatia Polifili, e sarebbe un combattimento amoroso di Polifilo in sogno, un libro del 1499 con 169 xilografie, cioè incisioni su legno, dal contenuto misterioso, no? Ci sono queste tavole attribuite a Francesco Colonna, ma non si sa neppure se in realtà è suo. E quindi io mi sono ispirato per questo nuovo ciclo dei mondi astrali a queste piccole tavole, infatti sono formato a 4 questi mondi astrali, assemblati in dittici o trittici, proprio per questo formato piccolo, perché si ispira un po' a quelle illustrazioni di un libro, no? Sì. C'è quindi un racconto che viene seguito nella mostra? Sì, c'è un filo conduttore, poi c'è anche un legame, oltre a Filippo Daverio, col figlio Sebastiano, che ha presentato la mostra, perché la mostra doveva essere all'inizio presentata da Vittorio Sgarbi, ma lui stava male, non poteva, quindi Qui vediamo proprio appunto aveva già accettato. No? Queste sono immagini le immagini che abbiamo della Sala Nathan. E quindi io avevo chiesto aiuto a Elena Maria Gregori Daverio,
la vedova di Philippe, dicendo ma chi mi suggerisci? E dopo alcuni giorni ho detto perché non facciamo presentare la mostra a Sebastiano, il figlio di Daverio. E in effetti devo dire che è stato, no? Eccolo lì, sì, con la giacca bianca. E mi ha sorpreso perché veramente è stato molto apprezzato dal pubblico di inaugurazione e da me stesso per quello che ha scritto sul catalogo, no? Non è sempre detto che il figlio di un nome così illustre poi sia sì, all'altezza, non è così automatico per dire. E lui devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso. Lo conoscevo già, ma non pensavo che fosse così bravo. Alcuni quadri sono più grandi però del formato A4. Sì, diciamo che la mostra è divisa in 3 parti. Okay. Ci sono le acque sognanti, i cristalli silenti e questi mondi astrali. Quindi la parte antologica è la parte con i quadri più grandi. Poi la parte centrale sono questi mondi astrali montati su questi pannelli neri che appunto hanno questo formato piccolo, no? Eccoli qua che li vediamo in questo momento. Io trovo, l'ho già detto, non mi ricordo parlando con chi, io trovo le sale del magazzino 26 di una funzionalità incredibile, no? Perché ci sono dei pannelli disposti, Sì. È una roba veramente... È una sala molto grande, a circa 500 metri quadrati, mi pare, no? Sì, è molto... mi piace molto come sala, insomma, bene ha fatto il Comune poi a prenderla, insomma, è bene che ci sia. Allora, tu sei architetto, se non mi sbaglio, no? Sì. Sì. Ma si pensa sempre, non so, che gli architetti siano molto quadrati, molto così rigidi, rigidi perché comunque impiegati nello strutturare qualche cosa che deve, che deve rimanere nel tempo, quindi l'architetto che diventa artista, adesso resta architetto, cioè resta rigido, attento, eccetera, oppure è il momento in cui può prendersi delle libertà? Io in realtà sono nato come pittore e poi sono diventato architetto perché volendo fare qualcosa come laurea, la cosa più vicina secondo me era l'architettura. Infatti è un caso particolare, la prima mostra che ha presentato Philippe Daverio nel 2006 a Palazzo Costanzi era presentata contemporaneamente da Paolo Portoghesi, questo famoso architetto che aveva scritto anche un libro sui pittori architetti, come Massimo Scolari, Arduino Cantafora. E lui mi aveva anche invitato ad esporre in una sua galleria di Piazza di Spagna a Roma, e quindi c'era questo aggancio fra l'architettura e la pittura, no? E lì mi sono divertito anche a esporre un quadretto che avevo fatto quando avevo 9 anni, quindi sono nato prima come pittore e dopo, molto dopo come architetto ovviamente. Altro caso strano del destino, che sono capitato a esporre proprio nella sala Nathan. C'era Aligi Sassu, che era un altro caro amico, anche se molto più anziano di me, molto più celebre, e lui mi diceva che gli ricordavo un pittore amico suo, Tristino, che era Arturo Nathan, pittore che io apprezzo molto. Sì. E il destino mi ha portato proprio ad esporre nella sala Nathan, che è un onore per me ovviamente. Ma toglimi una curiosità, adesso la domanda può sembrare brusca, eccetera, ma uno quando dipinge, cioè, non so, so che è una domanda stupida, però uno cammina per strada e può avere un'ispirazione magari, che ne so, per una poesia, eccetera, quindi l'artista non lavora a orari, cioè non dice, boh, adesso mi ispiro, no. Come funziona? Perché in effetti detto da uno che non ha mai scritto niente, io non ho mai scritto nessun racconto, non ho mai buttato giù poesie, per l'amor di Dio, buttato giù poesie o altro, perché sono da questo punto di vista molto arido. Però insomma, come funziona? Ma in realtà in effetti quella dell'artista, ammesso ovviamente che io lo sia, non è una
una professione, un mestiere, è una condizione esistenziale. Sì. È un po' come fare il sacerdote, no? Un sacerdote non è che vede la vita 8 ore, cioè le ore di lavoro come sacerdote dopo. Sì. Così l'artista, qualunque cosa faccia, pensa, eccetera, lo vede filtrato da questa sua sensibilità particolare. E i quadri nascono in maniera molto particolare, molto strana, nel senso che l'intuizione è come un lampo. Questi sono i quadri migliori, quelli che nascono di getto. E dopodiché c'è la parte dell'esecuzione materiale, tu puoi stare magari 1 mese, 2 mesi a Limare. sì, a cambiare, ma a cercare di far sì che l'operazione fisico-sensibile sia attinente a quello che è stato questa percezione sovrasensibile, mettiamolo giù sul pesante. Sì. Cioè hai un'intuizione artistica, diciamo così, e dopodiché devi tradurla in forma sensibile in maniera tale che tu stesso e gli altri la possano vedere al di fuori. E fare questo è un percorso più lungo. Mi sono accorto che quando io mi metto e cerco di fare un'opera, difficilmente viene fuori bene, cioè è troppo, Sì, ho capito. troppo cerebrale, Sì, no? sì. E poi il mondo spirituale decide quando si apre o quando si chiude. Ma sai, invece c'è questo discorso che molto spesso si fa anche a livello più tra amici che non a livello, diciamo così, nemmeno artistico e tantomeno accademico, sull'arte moderna e l'arte contemporanea, no? L'arte contemporanea di solito viene vista come arte astratta, eccetera, nell'immaginario collettivo, e c'è sempre, da parte di chi magari non conosce l'argomento, una sorta di preclusione nei confronti dell'arte contemporanea, perché diceva tanto non la capisco, non mi dice niente, eccetera. Io ho scoperto, tra l'altro, che vado contro addirittura le teorie josefiane, e questo mi sembra strano per uno che viene da quella scuola, perché io ritengo che comunque l'arte contemporanea, più forse dell'arte antica o dell'arte classica, diciamo così, è molto più intuitiva per chi guarda e non ha pregiudizi. Cioè, siccome arti visive, sia un quadro, sia una scultura, sia un film anche per certi versi, piace o non piace, non c'è una terza via. Allora io dico, se a uno piace Pollack, non deve per forza capire perché gli piace Pollack, laddove forse se a uno piace Caravaggio, è meglio che capisca perché gli piace Caravaggio. Quindi secondo me l'arte contemporanea è più immediata, è più intuitiva, c'è un pregiudizio nei confronti della maggior parte delle persone. Giuseppi diceva invece che tutta l'arte deve essere conosciuta per essere apprezzata, eccetera, e sicuramente ha ragione lui, per l'amor di Dio. Però io ho questa idea che ogni tanto dico in pubblico, e molti poi mi accusano, dicono ma vai contro Giuseppi, eccetera. Allora cito un altro amico illustre, mi dispiace fare questa citazione, ma Massimo Cassari dice giustamente che la traduzione in forma dialettica del contenuto apofatico di un'opera d'arte è un errore. Ora, lui che è un uomo dotto usa questo termine apofatico, che io sono andato a cercare sul dizionario. Esiste, sì. Inesprimibile, tu che hai fatto il classico, inesprimibile a parole, no? Quindi è sbagliato tradurre in forma dialettica un'opera d'arte, altrimenti non servirebbe neanche dipingere un'opera. Sì. Poi se si parla di arte contemporanea è un po' un problema, perché oggi che cosa si intende per bisogna anche definire, sì, certo, bisogna, sì. La banana di Maurizio Cattelan appesa al muro, venduta per 6 milioni di euro. Ora nel 1917 un certo Marcel Duchamp, quindi più di 100 anni fa, non so se ci rendiamo conto, ha preso un orinatoio, lo ha rovesciato, l'ha firmato Helmut 1917, lo ha intitolato Fontaine, in francese, Fontana, e ha detto che è un'opera d'arte. Fa sempre più figo, no? In francese. Ecco, dopo 100 anni alcuni artisti, non faccio nomi, hanno preso una tazza del cesso, l'hanno fatta d'oro, l'hanno esposta a Guggenheim di New York.
Lo stesso Philippe Daverio aveva fatto una bellissima puntata di Passepartout in cui andava in giro con la moglie Elena, imitando la coppia Alberto Sordi con la moglie cinematografica delle Vacanze Intelligenti. Tu che sei esperto di cinema lo sai. E avevano visitato una vera Biennale di Venezia, rivissuta molti anni dopo. Philippe Daverio ha detto non è cambiato nulla. Ecco, ma questo è interessante, visto poi che ci sei arrivato tu, io non ho portato sul cinema quell'episodio. Il film è del 79 se non mi sbaglio, quindi quella volta io appena avevo 15 anni, quindi andai a vederlo e risi per il contesto, insomma, eccetera. Ma quell'episodio nella comunità artistica, non l'ho mai chiesto, è rimasto come qualcosa di particolare, eccetera. Che reazioni vi furono? Perché era rivisto oggi, era una presa in giro piuttosto, qualcuno potrebbe dire qualunquistica, perché il sordi regista molto spesso molto spesso prendeva una vena qualunquistica, eccetera. Però se fa ancora ridere vuol dire che qualcosa solletica ancora oggi, e non credo sia qualunquismo. No, appunto, ma se pensi che Daverio ha ripercorso le stesse viuzze della Biennale, riscoprendo in pratica quello che diceva sempre lui, cioè che il mercato dell'arte, in particolar modo statunitense, detta legge per cui purtroppo quando subentra il mercato nell'arte bisogna distinguere ciò che è arte da ciò che è mercato. Se noi pensiamo che Van Gogh nella sua vita ha venduto un solo quadro a un'amica di suo fratello e oggi un Van Gogh può valere anche 100 milioni di dollari, allora capiamo che l'arte è una cosa e il mercato dell'arte è un'altra cosa, no? Secondo te è cambiato il pubblico di interessati all'arte nel corso degli anni? È migliorato? Ha deciso ad un certo punto paradossalmente di seguire meno, ma di lasciarsi guidare dal proprio istinto? Segue appunto le mode? Si percepisce un cambiamento? Ma questo onestamente non lo so. Cioè io vedo forse un poco più di intelligenza nel pubblico odierno, nel senso che non accetta più passivamente quello che viene proposto dai grandi. La stessa Banana di Cattelan, so che ha sconvolto molte persone, erano tutti indignati, nel senso che era proprio un gioco palese. E anche chi ha comprato questo oggetto non lo ha comprato perché gli piaceva l'opera d'arte, ma perché spendendo solamente 6 milioni di dollari ha avuto una pubblicità planetaria. Sì. Quindi. E quindi sono meccanismi che vanno al di là veramente, secondo me, dell'arte. L'arte è un qualcosa di difficilmente esprimibile, per cui io spererei che tutte le persone, i miei amici, ma tutti proprio in generale, non fossero tanto condizionati dal nome che leggono sotto la... Sì. Cioè uno non deve andare in un museo, non so, il Metropolitan di New York, avvicinarsi a un'opera e vedere, cioè non la capiscono, non gli piace, poi vedono il nome e dicono... Ah, per forza deve essere... Allora, sì. Anche perché molti anni fa Jean Clair, che era curatore del Beaubourg, aveva scritto un libro che aveva fatto molto scalpore, penso più di 30 anni fa, dicendo, si chiamava Critica della modernità, in cui lui, che era un grande critico, sicuramente non passatista, sì. aveva detto che molte delle opere d'arte contemporanee sono una presa in giro, ma questo me lo diceva anche Aligi Sasso a Milano, mi diceva, sai, molte opere d'arte oggi sono una presa in giro. E Jean Clair diceva che il cumulo di pietre di Armand, il famoso artista, non è distinguibile dal cumulo di pietre che lo spettatore può vedere nella strada a Parigi, giù, scendendo dal... E questo libro ha fatto discutere molto, nel senso che per la prima volta un critico molto importante diceva, ma signori, qui c'è qualcosa che non va, che non funziona. Allora invece secondo te perché per tutti Picasso diventa imprescindibile? Era veramente un genio
assoluto, era anche lui un genio del marketing, perché adesso come si dice in quelli che parlano bene, tira paramolla, salta sempre fuori come Picasso. Salta sempre fuori Picasso. Io ho visto al Guggenheim a Venezia, c'è un quadro fatto di niente secondo me, che si chiama Le Bagnanti, Lo conosco, sì. e io sono rimasto come dire, estasiato da sta Quello cosa. ti piace? Sì, sì. Però non è proprio cubista quel quadro, Sì, non è è di un altro periodo. Sì, però dici, A me di Picasso piaceva molto il periodo blu e il periodo rosa. Il periodo cubista mi piace, ma entro certi limiti. a me piace il periodo cubista, l'ho apprezzato molto a Londra, parecchio tempo fa, c'era una mostra ospite alla National Gallery dove venivano messi in contrapposizione i classici cui Picasso si era ispirato e poi vicino avevi la rappresentazione allora lì capisci il passaggio, però anch'io sono rimasto, forse mi piace di più questo periodo che non è ancora cubismo puro, ma perché comunque sempre di sto qua si parla? Perché c'è sempre Picasso come punto sì. di riferimento. Ma un po', io non seguo il calcio, però presumo che sia come Maradona per i calciatori, cioè è un idolo mitizzato dai mass media, per cui, ad esempio, Aligi Sasso, mi ricordo, per citare sempre questo grande maestro italiano, mi diceva che secondo lui Picasso era molto meno pregevole dal punto di vista coloristico di Matisse. E lui aveva conosciuto Picasso. Diceva che certe cose anche a lui non andavano a genio, gli piaceva molto di più Matisse. O anche, per esempio, molti dimenticano Braque, che è stato quasi, come dire, eclissato da Picasso. Penso Cubista, a Parigi. Orfico, sì, cubista anche lui, per cui... Penso che a Parigi deve aver visto invece una mostra dove li mettevano in contrapposizione e dice, cioè, però anche questo sapeva il fatto suo, insomma, no? Quindi, senti, tornando alla mostra, si chiama Mondi Astrali appunto perché è ispirata a questo famoso libro che cerco di recitare, Ipnerotomachia polifili. Dopo te lo faccio ridire anche a te. È un libro particolare con queste illustrazioni misteriose. Ma il titolo paradossalmente andava bene anche per l'altra parte della mostra, cioè non solamente per quella come dire, direttamente collegata a questo libro, ma anche all'altra. Sì, il problema è che io mi sono accorto con raccapriccio, si può dire, che c'è ad esempio in mostra un mio autoritratto che ha esattamente 50 anni. Questo E mi sono stupito. Penso che l'abbiamo anche, credo che l'abbiamo anche, che si veda. Forse è passato. Sì, che si veda. Lo ha chiesto proprio Marco Lorenzetti, ha detto questo lo portiamo in mostra, io non l'avrei neanche portato, ma... quindi c'è una parte antologica molto vecchia, che però si lega obiettivamente a questi mondi astrali che sono del 2024-2025. Quindi recentissimi. Sì. Ma proprio perché nel 2017 Filippo D'Averio mi aveva dato questo suggerimento, poi nel tempo ci sono arrivato con grande fatica. Ma senti, per esempio, ecco, questo non ho mai chiesto, un conto è il ritratto, un conto è l'autoritratto, no? Sì. Cioè uno si prende più libertà con un ritratto o con l'autoritratto? Ma diciamo che ritratti e autoritratti dal punto di vista tecnico sono le cose più difficili che, secondo me, che si possano fare, nel senso che riuscire a cogliere la somiglianza col soggetto ritratto non è come fare un paesaggio, o come fare un mondo astrale che è più semplice dal punto di vista tecnico. E quindi fare un autoritratto, sì, di fronte a uno specchio non è proprio una cosa semplicissima, no? Io avrei già dei problemi per capire, nel caso mio non ci sarebbero i problemi, ma io avrei già dei problemi per capire dove mettere la riga dei capelli, per dire la verità, se dovessi guardarmi a destra, mettila sempre a destra. Comunque in mostra ci sono anche due ritratti di due grandi personaggi che hanno anche loro ispirati questi mondi astrali, sono due maestri spirituali come Rudolf Steiner e Massimo Scaligero.
Scaligero viveva a Roma, è poco conosciuto anche se è un gigante. E lì ci sono questi due ritratti, non so se si sono visti nel filmato, non credo. No, questo forse quelli non credo. Ma comunque nel proprio, no, nel proprio è ridondante, nell'autoritratto uno anche gioca con se stesso, o no? O non è il caso di farlo, perché sennò può venire fuori qualcosa di pericoloso. Di solito cerca di farsi un poco più bello, no? Nel mio caso è impossibile perché sono talmente bello che... Comunque... No, è una questione tecnicamente veramente complicata, perché se pensi che ogni essere umano ha pochi centimetri quadrati di viso, sì, e tu con pennellate millimetriche devi riuscire a cogliere la somiglianza, non è tanto facile. Infatti il mio primo maestro era Alfredo Surian, era un pittore sconosciuto, ma era allievo di Carlo Vostri, aveva una tecnica veramente eccezionale e mi diceva che chi sa fare un ritratto è veramente un pittore tecnicamente parlando. No? Se pensiamo agli antichi, ai ritratti che facevano erano impressionanti. No? Anche se oggi l'arte dovrebbe svincolarsi dalla riproduzione passiva della realtà. No? Sì. Ormai con la fotografia... Proprio Massimo Scaligero diceva che la fotografia ha liberato i pittori dalle necessità di ritrarre il principe. Tanto è vero che poi in alcuni casi, ne abbiamo visto anche in tempi più recenti, quando poi magari qualcuno, per dire, credo che noi italiani abbiamo molto presente il ritratto della regina Elisabetta di Annigoni, che veniva realizzato, credo fosse negli anni 50, se non mi sbaglio, comunque primi anni 60, forse un po' più in là. Contrapposto magari ai ritratti più recenti, che magari qualcuno può essere pure inorridito di fronte a certi ritratti, ma che però ti dicono anche ciò, però c'è uno studio dietro quei ritratti, c'è qualcosa. In effetti se si paragona il ritratto di Annigoni con il ritratto di Lucian Freud, ecco, non mi ricordavo se molto piccolo, però penso che l'Eresina gli è venuto un colpo quando l'ha visto. Chissà, sai che non si sa con loro. Quello che non fanno mai capire quello che pensano. Perché era molto crudo. Era molto crudo, sì. Mentre Annigoni l'aveva dipinta molto giovane, molto bella. Sì, anche con uno sfondo quasi eroico, o quantomeno dava questa idea. Con questo vestito, tutto molto bello. Però onestamente io sto arrivando alla conclusione che in effetti l'arte non deve assolutamente riprodurre passivamente il reale, altrimenti si scade nell'artigianato. Che è un altro discorso. Ci sono dei pittori molto molto bravi, che non voglio citare, italiani, che riproducevano in maniera perfetta le nature morte, ancora meglio della Canestra di frutti del Caravaggio, cioè cose impressionanti. La moglie di questo pittore, che non nomino, faceva la fotografia e dopo lui la riproduceva. Una tecnica impressionante, ma dal mio punto di vista, dal punto di vista artistico, non so cosa ci fosse. Era molto artigianato e secondo me... Poca pittura, sì. Sì, mi dispiace essere critico, non vorrei mai parlare male degli altri, ma non ho fatto nomi. Allora, Carmelo Nino Trovato, Mondi Astrali è la mostra che è in Sala Nathan del magazzino 26 del Porto Vecchio dal 7 di giugno al 3 di agosto. Gli orari sono il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Grazie per essere stato qui. C'è anche un bel catalogo. E c'è anche un catalogo che io tra l'altro ho qua in mano. Grazie davvero. Grazie a te. E noi ci vediamo domani come sempre alle 17:55.